Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. E buongiorno a tutti. Io sono Valentina Castellaneta. Dall'altra parte del vetro oggi ho il battaglione, ho sia Gis Nicoletti che Michael Schino per questo martedì 11 di agosto. Buongiorno Taranto Summer Edition, un'ora dalle 8 alle 9 insieme, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ci potete ascoltare in radio sui 96.5, in TV, sul canale 94, in streaming, sul DAB+, insomma siamo raggiungibili ovunque. E allora oggi è una giornata calda, potremmo dire calda come gli altoforni dell'Ilva, ancora non spenti, e infatti l'Ilva è il tema centrale di questa giornata. Due gli argomenti principali che tratteremo noi, ma che troveremo anche su tutte le prime pagine dei nostri quotidiani locali. La prima è la cordata italiana proposta da Federacciai. Abbiamo visto nomi importanti dell'acciaio italiano, ci sarebbero Arvedi, Marciagaglia e tanti altri. E poi la questione dei licenziamenti collettivi e della mobilitazione che sono stati paventati dalle associazioni datoriali dell'indotto riuniti nel tavolo per Taranto ieri mattina. Queste due notizie che oggi tratteremo anche noi. La prima con Fabio Greco, che è il presidente di Confapi Taranto, una delle aziende datoriali dell'indotto, per cercare di capire qual è la situazione. L'altra invece la questione sempre dei licenziamenti collettivi e di questa accordata, vedremo se convince i sindacati o meno. Ma poi oggi è martedì e arriva anche l'Artedì con la nostra storica dell'arte Stefania Castellana. Cercheremo di andare a scoprire i monumenti tarantini e dare una chiave di lettura diversa per cercare di fare un po' i turisti a casa nostra. Arrivano i giochi del Mediterraneo, tanti turisti arriveranno, magari ci chiederanno ma quello cos'è, e noi sapremo rispondere. Saremo pronti, vi diamo tutti gli strumenti. Non è vero, ci sono le guide abilitate per questo, però magari facciamo anche noi i turisti a casa nostra. Ma adesso bando alle ciance, iniziamo con la rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, che questa mattina titola diversamente dagli altri, perché mentre tutti titolano con l'Ilva, invece il Corriere del Mezzogiorno parla del resort di Ostuni, lo stop della regione a Bill Gates, depositato il ricorso al TAR, incomplete le valutazioni paesaggistiche e ambientali, turismo e investimenti, chiesto l'annullamento dell'autorizzazione per il resort Four Seasons a Ostuni. La regione Puglia ha mantenuto la promessa e venerdì scorso ha presentato il ricorso al TAR della sede di Lecce contro l'autorizzazione lasciata in sede ZES per l'avvio del resort Four Seasons, complesso turistico alberghiero in contrada Mogale tra Villanova e Gorgo. Io che mi infilo in questi nomi che poi non vedo bene, nel comune di Ostuni. Nel mirino degli uffici legali finirà la procedura che aggirerebbe le norme urbanistiche, e la mancata approvazione del VIA. Inoltre, per la regione adottare la strada della ZES sarebbe una sorta di scorciatoia rispetto alle regole del settore, un articolo a firma di Fatiguso. E poi ancora il calcio in profonda crisi, Bari si consola con il rugby. E poi passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che ci riporta un po' più a casa. Acciaio italiano, titola tutta pagina la Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva è pronta alla cordata, Gozzi, presidente di Federacciai, a cui è stato dato il mandato, chiama Arvedi, Lucchini e Marciagaglia, ma dall'indotto partono i licenziamenti. E poi ancora nella morsa dell'AFA, i progetti di 56 comuni sulle spiagge libere, Puglia parte
mare democratico, Copernicus sull'Europa giugno-luglio più caldi di sempre. E poi ci sono due storie che vi consiglio. La prima riguarda il Giova Beach Party che si terrà a Barletta. Io disabile non potrò festeggiare al Giova Beach al Giova Beach. Barletta, il dolore di Simone, posti esauriti il 17. Poi ancora Bitonto alla Thailandia, a 12 anni è regina della box, ecco Valentina campionessa del Muay Thai. E ora passiamo c'è anche un interessante articolo, un interessante editoriale a firma di Alberto Losacco che racconta un po' la differenza fra gli sbarchi dall'Albania e la situazione di Ceuta. Dalla Vlora a Ceuta troppa propaganda. L'8 agosto del 1991, esattamente 35 anni fa, la Vlora entrava nel porto di Bari con a bordo circa 20.000 albanesi in fuga dal paese che per decenni era stato tra i più chiusi e isolati di Europa. Una nave straordinaria, stracolma all'inverosimile. Io me lo ricordo, ero bambina, ma me lo ricordo come fosse ieri. Si parla della crisi delle piramidi, insomma una storia che vi consiglio di andare a leggere. Edicola del Sud apre anche lei con Exilva, Federacciai pronta a entrare ma soltanto per l'area a freddo, mandato al presidente Gozzi di trasmettere una manifestazione di interesse a un gruppo aziendale ma senza obblighi vincolanti. Il ministro Urso: serve un piano straordinario, licenziamenti alle porte. Poi ancora in prima fila sulla spiaggia, stop sul Gargano i furbetti dell'ombrellone. E ancora sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è un editoriale nella pagina della cultura: i giovani tornano nelle piazze spinti dall'angoscia del futuro. E poi si parla ancora di siccità. Lollobrigida, avrete l'acqua, un'intervista a pagina 5 e poi la truffa dei carburanti a basso costo. L'abbiamo visto, i carburanti riempiti con l'acqua, le benzine riempite con l'acqua e comunque i prezzi alzati. Sulla prima pagina del quotidiano di Puglia invece si parla della viabilità, caos viabilità a Taranto per i giochi, l'opposizione critica le misure del comune. Poi ancora l'indotto ex Ilva, le aziende verso i licenziamenti, non c'è tempo da perdere. E noi non abbiamo tempo da perdere, ci fermiamo e quando torniamo parliamo di ex Ilva. Bentornati, Radio Cittadella, Cittadella TV. Torniamo a parlare della gravissima avvertenza ex Ilva dopo le ultime drammatiche novità. Ieri il tavolo permanente per Taranto ha confermato lo stato di mobilitazione e l'avvio della procedura per i licenziamenti collettivi. In collegamento con noi c'è Fabio Greco, presidente di Confapri Industria Taranto, che fa parte del tavolo permanente. Buongiorno Greco. Buongiorno a tutti. Presidente, non c'è più tempo da perdere, avete detto alle associazioni datoriali, Confindustria, Confapi, IGI, Confartigianato e Federmeccanica hanno usato parole piuttosto dure, no? Anche drammatiche, annunciando i licenziamenti collettivi. Spieghiamo a chi ascolta il meccanismo tecnico, perché lo spegnimento degli altoforni nell'area a caldo provoca un effetto che voi avete definito domino immediato su tutto il personale manutentivo dell'indotto. Certamente la maggior parte degli interventi dell'indotto chiaramente opera nella produzione. Vorrei chiamarla così perché la produzione impianto non è detto che sia solo l'area a caldo. Si parla di trasformare poi il passaggio con l'area a freddo, però chiaramente, come dicevo prima, abbiamo un rapporto 70-30 rispetto alle attività a freddo. Inoltre dovremmo avere le bramme per poter far sì che l'area a freddo possa produrre. Quindi la realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare
tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni dobbiamo, che come ho sempre detto, vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute, perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo. Eppure ieri mattina è stato dato mandato a Gozzi di Federacciai di creare una cordata italiana. Questa misura, non ha dato un po' di speranza, secondo lei? In assenza di svalutazioni della moneta, prendiamo atto di questo avanzamento. Sicuramente Gozzi, il presidente Gozzi è una persona attenta e riveste un ruolo importante, sicuramente sarà attento a una cordata nazionale. Bisogna vedere che cosa questa cordata viene a fare a Taranto, se per dare, come ho detto prima, lavoro e salute allo stesso tempo, oppure entrare solo nel merito del discorso dell'area a freddo. Le imprese sono terra, le imprese sono demotivate, le persone anche, e in questa di difficoltà si rischia anche, in questa di difficoltà di serenità d'animo, in un impianto particolare come quello dello stabilimento c'è anche un rischio sicurezza, quindi dovremmo stare attenti un po' tutti quanti ad allertare un po' il rischio, perché la gente è stanca e non avendo una speranza a breve termine le cose diventano più complicate. Anche per questo abbiamo alzato il tiro, insomma. Anche perché si parla sia di salute esterna alla fabbrica che sicurezza interna. Quest'anno ci sono stati un sacco di infortuni, anche mortali, gravi. Sì, siamo entrati più volte in questo ragionamento e si è preso atto di questa condizione. Purtroppo non devono avvenire queste cose, ma come leggiamo a livello nazionale una percentuale è chiaramente molto alta per quanto riguarda gli infortuni e neanche gli infortuni mortali, quindi sono purtroppo situazioni che dobbiamo fare in modo che non accadano, d'accordo? Però il discorso della salute dei cittadini, come ho detto anche più volte, come ho detto anche al ministro Urso, noi siamo prima genitori e poi imprenditori. Questa condizione non può più essere, non è più accettabile né ricevibile. Le proposte che arrivano sul tavolo sono progetti a lungo termine, non c'è un progetto attivo che può garantire una continuità produttiva all'interno delle aziende dell'indotto per far sì che non ci sia non avvenga poi la classica situazione di quello che ho sempre detto, l'ho detto anche durante l'audizione in Senato. Mi hanno fatto una domanda un anno fa: cosa volete? Non vogliamo una città di cassaintegrati, non vogliamo una città di cassaintegrati perché diventerà un paesino, invece di attrarre noi mandiamo via, perché poi la gente non rimarrà. Poi infatti c'è tutto il resto che io ho sempre portato avanti, che è il turismo, ben venga tutto quanto, ma abbiamo bisogno di una fabbrica ridimensionata che produca in chiave green e che venga fatta questa, ecco, la parola decarbonizzazione è molto complessa, però alla fine si racchiude nel portare avanti l'installazione di un forno elettrico, di un impianto DRI, anche se il DRI lo potremmo anche importare, quindi non avremo neanche questi problemi. E questa condizione potrebbe essere palliativa rispetto alla chiusura totale. Insomma, adesso la palla va al Mimit, voi comunque avete annunciato una mobilitazione. Noi abbiamo annunciato che tutte le nostre associazioni, tutte le associazioni che fanno parte del tavolo permanente inizieranno tutta la documentazione per affiancare le imprese ad applicare, poi a iniziare a produrre tutta la documentazione per le procedure di licenziamento collettivo, perché ci è stato richiesto, perché ci è stato detto cosa facciamo,
anche se personalmente io ritengo che i commissari e il governo riusciranno a fare qualcosa, riusciranno a portare una soluzione sul tavolo, a prescindere dalla cordata, e nelle prossime ore sicuramente, magari i primi giorni della settimana prossima, riusciremo ad avere delle notizie più tranquille. Io me lo auguro, perché questa condizione non va bene per Taranto, soprattutto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, che vedono la città finalmente rifiorire sotto altri punti di vista, ed è la cosa peggiore oggi, dopo 20 anni, ritornare un attimino a parlare di morte e a parlare di inquinamento in una città dove ospita i Giochi del Mediterraneo. Insomma. Grazie al presidente Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di altro. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Tornati in studio, siete sempre su Radio Cittadella, Cittadella TV, e adesso ce ne andiamo alla stazione di Taranto, perché se dovete prendere un treno c'è una novità che vi renderà il viaggio decisamente più comodo, speriamo. Sono infatti entrati ufficialmente in funzione 4 nuovi ascensori dalla stazione ferroviaria che collegano direttamente il sottopasso con l'atrio e marciapiedi dei binari. Questi impianti metteranno fine alle fatiche con valigie pesanti, ma soprattutto aiuteranno i disabili. Gli ascensori saranno operativi tutti i giorni dalle 4 del mattino fino alla mezzanotte e potranno trasportare fino a 8 persone alla volta. L'attivazione degli elevatori è solo l'ultimo tassello di un grande intervento portato a termine da Rete Ferroviaria Italiana, un investimento complessivo sulla stazione di Taranto di circa 13 milioni di euro finanziati con i fondi del PNRR. Sono, se non erro, quasi 3 anni che vanno avanti i lavori per cambiare radicalmente il volto dello scalo tarantino. Molti dei lavori sono già finiti, altri invece sono ancora in atto. La stazione è un cantiere, sono stati fatti i marciapiedi rialzati e ripavimentati, e poi nuovi percorsi tattili per gli ipovedenti e illuminazione di ultima generazione, restyling completo dell'atrio e della biglietteria. Ma dalla stazione adesso ce ne andiamo al Marta, perché al Museo Archeologico Nazionale di Taranto il 15 agosto avrà via la campagna di benvenuto e l'apertura straordinaria con visita alla mostra dell'atletismo. Ci sono due pugili nell'area antica della lotta, intenti nella lotta, mani fasciate e muscoli tesi sullo sfondo degli scorci tipici del Mar Mediterraneo, con il sole che sta sorgendo ad est. Insomma, questo è il mood in cui ci porta il Marta. Una bellissima mostra, quella sull'atletismo, soprattutto quella della Temporary Art, che vi consiglio di vedere, dove c'è anche la maglia di Iacovone, insomma, che riporta un po' al nostro campanilismo, al nostro grande calciatore a cui è dedicato anche lo stadio. Adesso noi ci fermiamo, quando torniamo purtroppo torniamo a parlare di Ilva. Noi adesso torniamo a parlare di Ilva perché, come avete sentito, l'indotto ha avviato le procedure di licenziamento collettivo annunciato ieri dopo il tavolo permanente per Taranto. L'avvertenza entra quindi in una fase cruciale per le tutele sociali e i posti di lavoro. In collegamento con noi c'è Luigi Bernardi della segreteria territoriale di Wilma Taranto. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, a tutti i telespettatori, grazie dell'invito. Le imprese dell'indotto hanno annunciato formalmente l'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi a causa dello spegnimento dell'aria a caldo e del blocco dell'aria a freddo che ne è conseguente. Come i sindacati hanno accolto questa mossa e soprattutto quante sono le persone che rischiano il posto di lavoro in questo momento? Tra l'altro ricordiamo che molte aziende dell'indotto non hanno neanche diritto agli ammortizzatori sociali, se non erro. Sì, diciamo che a oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio, le associazioni datoriali
cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Quindi questo è fondamentale, fare il punto e non basarsi solo su quello che noi, leggiamo dalla stampa, perché è davvero un modo molto strano di fare industria e di occuparsi di occupazione, di mettere insieme l'aspetto ambientale con l'aspetto occupazionale, quindi questo è davvero fondamentale. Ripeto, a oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo. Noi la stampa è arrivata via comunicato stampa, quindi non è che ci siamo inventati le cose. Assolutamente no, però dato che parliamo di 4.000 persone, su questo noi ci aspettiamo che le associazioni datoriali effettuino il percorso alla pari nostra, e quindi negli incontri ufficiali possiamo parlare di mettere in campo, così come ieri, perché dato che anche questo l'abbiamo appreso dalla stampa, la giornata di ieri Federacciai ha dato mandato, quindi ha sciolto la riserva di essere in campo per una cordata italiana. Una cordata italiana di cui fa parte. Che però attenzione, perché si unisce alle proposte di Jindal e Flex, non è che è una cordata libera. No, non è una cordata libera. Oggi quindi sul tavolo ci sono 2 proposte, quella di Jindal che subito dopo l'arrivo del decreto da parte della Corte d'Appello di Milano ha riparametrato quella che è la propria offerta, richiedendo anche l'acquisizione dell'area a caldo, e poi c'è quella ufficializzata ieri da Federacciai di questa cordata di aziende italiane di cui fa parte ad esempio Arvedi e Marcegaglia, in cui ovviamente sono in attesa di verificare le condizioni abilitanti e quindi lo faranno subito Ferragosto unicamente per l'aria a freddo. Quindi ovviamente dalla loro proposta escluderanno quelli che sono gli impianti che verranno bloccati fra 78 giorni a seguito appunto del decreto della Corte d'Appello di Milano. I sindacati hanno parlato più volte di una bomba sociale che potrebbe arrivare, anzi macelleria sociale l'avete definita. Quali sono le richieste che oggi portate al Mimit, che avete portato? Le richieste che noi abbiamo portato al Mimit il 5 agosto abbiamo presentato un piano straordinario nazionale di messa in sicurezza per quanto riguarda gli impianti. Noi al centro della nostra discussione ovviamente c'è affinché noi gestiamo anche la parte occupazionale che si matcha con la parte ambientale, non è esclusa, c'è bisogno della continuità produttiva. Poi se a Taranto il governo, lo Stato vorrà continuare a fare acciaio, questo ovviamente è una prerogativa dello Stato. Per ciò che riguarda il sindacato è interesse che innanzitutto i lavoratori vengano risarciti dopo anni in cui si sono impoveriti e ahimè spesso sono venuti anche a mancare, quindi questo non è più, non possiamo più permetterlo. Quindi al primo posto c'è il risarcimento da parte per quanto riguarda tutti i lavoratori. Poi ovviamente nella continuità occupazionale e industriale c'è bisogno di capirci su quella che è la modalità di fare acciaio a Taranto. È ovvio che il decreto della Corte d'Appello di Milano e lì mancano 78 giorni, quindi è davvero una corsa contro il tempo, e quindi è da capire anche la cordata italiana verso quale direzione vuole andare, Jindal verso quale direzione deve andare, e poi spetta al governo e quindi allo Stato cercare di tirare le somme e far capire anche a noi come pensa il futuro di Taranto. Questo è per noi ovviamente fondamentale, ma al centro ci sono i lavoratori, tutti i lavoratori. Parliamo di 20.000 famiglie, quindi parliamo di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, di Ilva in amministrazione straordinaria e certo, dell'appalto. Grazie quindi di tutti. Sì, io la devo salutare perché abbiamo terminato il tempo. Grazie a Luigi Bernardi della segreteria territoriale di UIL, grazie per essere stato con noi e ci riaggiorniamo a questo punto.
Certo, ci aggiorniamo e se ho un altro secondo, noi abbiamo messo sul nostro striscione lo stesso motto che sta sotto il ponte girevole a Taranto: abbracciamo il futuro. Anche i lavoratori di Taranto e dell'ex Ilva meritano di abbracciare il futuro. Grazie. Grazie mille. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo cambiamo argomento, andiamo su temi più leggeri. E noi adesso torniamo con i nostri approfondimenti e finalmente lanciamo la nostra rubrica Arte di. Buongiorno Stefania Castellana, storica dell'arte, buongiorno. Buongiorno Vale, buongiorno a tutti. E allora sentiamo già queste note in sottofondo, che sono le note del quadro sonoro dedicato ad un monumento che a Taranto ne ha viste di mille, ha visto grandi navi passare, ha visto manifestazioni, ha visto i suicidi, perché ce ne sono stati un botto. Tra l'altro ho googolato notizie su questa statua e ci sono più suicidi che altro, però ha visto chissà quante cose belle, i mapping del Castello Aragonese, baci, bambini che giocavano, carnevale. Stiamo parlando della statua dedicata al monumento al marinaio. Sì, anche tante fotografie, perché è un monumento abbastanza iconico questo per la città. Non è uno di quei monumenti che passano inosservati, per quanto insomma quando è stato donato alla città dall'ammiraglio Iachino qualche polemica c'è stata, perché questo monumento degli anni 70 viene commissionato a questo artista che si chiama Vittorio Rico Bertaldo, tra l'altro uno scultore che utilizza il bronzo, uno strenuo difensore della scultura monumentale, e che nelle sue stesse dichiarazioni, insomma, non relative a questo monumento ma al suo concetto di arte monumentale, sostanzialmente lui si schiera contro le nuove correnti artistiche. Lui dice testualmente, cito, che non ama l'astrattismo del filo, del tubo, del blocco e del buco, quindi si pone chiaramente contro le correnti astratte, e produce per Taranto questo monumento in cui si intrecciano due marinai stilizzati, che viene posto lì creando qualche polemiche legate sia al fatto che questo monumento sia dedicato alla notte di Taranto, sostanzialmente. La dedica, sì, diciamo alla notte di Taranto, perché spesso viene interpretato come monumento ai caduti, ma in realtà il monumento ai caduti del mare, diciamo, viene in qualche modo rappresentato negli anni 50, il monumento ai caduti di Piazza della Francesco Paolo, in Piazza Vittoria, sì, con l'aggiunta della cui il pezzo che monumento, che come realizzare. Ti iniziamo a sentire un po' a scatti contestualmente. Invece va meglio? Adesso sì. Dicevamo, quindi è dedicato, okay. Non è dedicato ai caduti. No, la dedica che si legge poi sul monumento dice ai marinai delle forze navali italiane, l'ammiraglio d'armata Angelo Iachino, seconda guerra mondiale 1940-43, quindi di fatto è alle forze militari della seconda guerra mondiale. Perché lo dobbiamo e dire, quindi questo porta un po' di polemica. Magari qualcuno non lo sa, la notte tra l'11 e il 12 novembre del 1940, se non erro, ci fu un grosso bombardamento nel porto di Taranto, dove venne affondata la nave Leonardo da Vinci, e comunque la flotta italiana ebbe gravi danni, e a quella notte è dedicato anche la musica che stiamo sentendo di sottofondo, perché il monumento ai marinai alla sua base ha un codice QR con un quadro sonoro, che sono quadri che sono un po' sparsi per tutta la città, che creano questa sorta di soundtrack della città, di colonna sonora, che incadendo in codice QR voi iniziate a sentire questa musica bellissima. Sono due composizioni
Mar Piccolo e Mar Grande, composte da Paolo Fresu, che secondo me sono bellissime, registrate proprio sotto il monumento ai marinai con l'orchestra della Magna Grecia. Sì, è un'opera di valorizzazione di questo monumento, che appunto è diventato iconico, per quanto, ripeto, quando fu pochi giorni dall'inaugurazione, quando fu data la notizia dell'inaugurazione, ci fu addirittura una richiesta, non so quanto connessa, però forse molto connessa, perché si trova praticamente nella stessa pagina di giornale, da parte degli operai della Tech Metal, che richiedevano invece un monumento ai caduti sul lavoro. E quindi questo è molto significativo di quello che era anche il clima sociale a Taranto, no? Perché questo è un monumento alla Marina fatto negli anni 70, quando diciamo un po' l'identità di Taranto si era già riassestata su altro, certo. Era già diventata acciaieria, quindi c'era già tutto un movimento sia artistico legato ai materiali industriali, però c'erano anche dei movimenti artistici che cominciavano, degli episodi artistici, degli happening che cominciavano a contestare fortemente i caduti sul lavoro, come a seguito degli studi che emergono proprio all'inizio degli anni 70, la questione legata proprio all'ambiente. Perfetto Stefania, io ti ringrazio. Tra l'altro volevo ricordare che è stata messa qualche anno fa anche fra i monumenti più brutti d'Italia, ma io non la trovo così brutta, se posso dire la verità. Sarà una questione di affezione, non so. A me non dispiace. Sì, i tarantini sono affezionati, fanno appunto lì le manifestazioni, ci si fa le foto. Il logo dei Giochi del Mediterraneo è una stilizzazione del monumento al marinaio. Certo. Vabbè, sì, noi difendiamocela. È diventato iconico. Noi difendiamocela e andiamocela a guardare bene. Grazie Stefania per essere stata con noi, ci vediamo martedì prossimo. Grazie a voi. Ciao. E noi siamo arrivati al termine di questa puntata, ma l'approfondimento continua con i giornali radio e il telegiornale, e l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina. Grazie a Gis Nicoletti, anche se dolorante questa mattina, e grazie a Michael Schino che ci hanno fatto la regia. Io vi saluto, vi ricordo che se avete segnalazioni potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. Ci vediamo domani, ciao. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.